Sono aumentati in modo significativo negli ultimi 4 anni sia gli accessi in pronto soccorso, che poi sono diventati ricoveri ospedalieri, e sia gli accessi in ambulatorio, con prestazioni sempre più numerose. Da tenere conto comunque che il trend era in aumento già precedentemente, sicuramente è ulteriormente aumentato, però già prima del 2020. Sempre più minori ricorrono alle cure dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'azienda ospedaliera di Padova, un trend in costante crescita, ma che ha visto l'anno del Covid come spartiacque. Sono molti gli elementi che entrano in merito, sicuramente aspetti legati alla pandemia da Covid-19 hanno contribuito, in particolare per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze, gli aspetti legati alle limitazioni delle relazioni e l'aumento delle relazioni virtuali, vorrei dire, rispetto all'uso di social e tecnologie, che sono stati utilissimi all'inizio della pandemia per mantenere i rapporti e rimanere connessi, e dopo però abbiamo visto anche da qualche nostra ricerca che sono rimasti la modalità maggiormente utilizzata per rimanere in contatto. Nel 2024 sono stati 179 i ricoveri, la degenza media è stata di 22 giorni, l'età media dei pazienti presi in carico è stata di 14 anni e mezzo. Sono state seguite soprattutto le femmine, l'85%. Attivo in reparto anche il servizio ambulatoriale del Centro regionale per l'incongruenza di genere, che segue 50 pazienti da tutta Italia. Da pochi anni è stato istituito un centro di riferimento regionale coordinato dal professor Garolla, proprio dedicato ai percorsi di affermazione di genere, e dentro la collaborazione multidisciplinare è nato poi il nostro ambulatorio, che si occupa appunto di accompagnare le persone nel percorso di affermazione di genere. Per accedere alla terapia ormonale affermativa è necessaria una relazione, e noi quindi ci occupiamo di questa parte qui, ma anche proprio dell'accompagnamento.